Bentornati a Buongiorno Verona Live, siamo di nuovo in diretta, canale 640 del digitale e anche sulla nostra pagina Facebook. Io sono Giorgia Preti e qui con me c'è Stefano Filippi, presidente di UXI Verona. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, dunque Stefano, oggi siamo qui perché sabato 11 dicembre, poi ne parleremo, ci sarà la consegna del premio Natale UXI 2021, 27esima edizione. Io però prima di tutto andrei a chiederti un po' la storia di questo premio, visto che siamo arrivati alla 27esima edizione appunto. Sì, la storia è lunga ma è costellata di una serie di passaggi. I primi, i fondatori del premio presero spunto da una frase un po' dialettale del nostro dialetto veronese, che è quello di raccontare e premiare il ben che non si dice, no? Il bene si pensa che siano delle notizie un po' minori, un po' da mettere nelle pagine interne, da non dare grande spazio. In realtà poi con il passare degli anni si è visto che c'è tutta una realtà, appunto, che anche da un punto di vista giornalistico è molto rilevante. Pensiamo a tutte le attività di volontariato, al terzo settore, al sostegno che tante persone danno ad altre persone e poi negli ultimi anni prima ancora della pandemia, con l'arrivo di tanti stranieri, con la crescita delle nuove povertà, ma anche con l'affermarsi di situazioni diverse che anni fa non si presentavano, e quindi devo dire che tutto sommato 27 anni di questo premio danno un'idea, ti danno anche una fotografia di come è evoluta l'informazione e di come si sono manifestate delle nuove realtà che fanno notizia, e quindi il premio non ha perso la sua attualità. Il premio vuole segnalare questi fatti e premiare i giornalisti che li trovano, li scrivono, li raccontano, li filmano e ne danno notizia a tutti coloro che possono essere interessati, e anche prendere in qualche modo uno spunto, nel senso che poi il bene è anche una cosa che si comunica, certo, che crea contagio positivo, per così dire. Assolutamente sì. Tra l'altro questo premio non è stato fermato nemmeno dalla pandemia, perché si è svolto anche l'anno scorso, nel 2020, però a differenza di quest'anno, l'anno scorso si era svolto in maniera virtuale, giusto? Sì, l'anno scorso c'è stata una premiazione che quest'anno sarà differente, anche se non sarà un ritorno totale alla normalità, certo, perché i numeri sono quelli che sono, perché c'è un numero limitato di presenze alla cerimonia, però l'anno scorso eravamo in pochissimi e si è svolto tutto a distanza, è mancato quel contatto umano, personale, che tante volte è una delle caratteristiche del premio, insomma, perché poi tutti i vincitori, insomma, che in qualche modo ottengono questo riconoscimento hanno anche piacere, anche noi abbiamo piacere che non sia semplicemente una consegna, ma in qualche modo un incontro tra persone, tra colleghi che fanno lo stesso lavoro. certo. Ecco, possiamo già anche annunciare i vincitori di questa 27esima edizione. Stefano, chi sono? Sì, il premio per la stampa è andato a un collega del Corriere Veneto, Andrea Priante, che ha scritto un articolo molto bello raccontando la storia di una famiglia di Padova che ha da 34 anni in casa un ragazzo, il figlio, insomma, di questi genitori, con il fratello, 34 anni in stato di coma vegetativo in seguito a un incidente stradale. E è diciamo un racconto che dà molta forza, che dà speranza anche per le persone che possono avere qualche familiare o qualche persona cara nelle stesse condizioni, e ci è sembrato che valesse la pena dare un riconoscimento e far conoscere ancora di più questa storia nel momento in cui si parla quasi sempre soltanto di staccare la spina, e questa è la storia di chi la spina non desidera staccarla. Certo. Con tutti i loro drammi, ma anche con le loro gioie e con le soddisfazioni di poter mantenere in vita un congiunto al quale nessuno vuole rinunciare. Il premio per la televisione è andato a un collega della 7 per un servizio trasmesso da Piazza Pulita, che è uno dei settimanali di approfondimento giornalistico più importanti della rete. Alessio Lasta ha girato un pezzo molto duro, molto che non lascia indifferenti, insomma, quelli che lo vedono. Lui ha raccontato il dramma degli adolescenti che in questi anni di pandemia, di Covid, di chiusure,
in qualche modo si sono ancora di più chiusi in loro stessi e hanno dei comportamenti autolesionistici, hanno delle difficoltà psichiche, delle difficoltà a relazionarsi con i compagni, con i genitori, con gli amici, che non sanno più affrontare il mondo e hanno quasi un senso di vuoto complessivo, è difficile che trovino un senso come ai loro desideri, alle loro aspettative, ed è questo una cosa di cui non si parla molto, anche perché è comprensibile che molte famiglie abbiano un po' di, come dire, di pudore a raccontare queste cose che gli succedono in casa. Il premio per la radio è andato a un collega di Radio Vaticana che ha raccontato l'esperienza del QAM, i medici per il terzo mondo. In municipio sabato verrà a ritirare il premio Don Dante Carraro, che è il presidente del QAM, e in questo senso, diciamo, abbiamo voluto sottolineare l'importanza di tutti coloro che si danno da fare non soltanto nell'accoglienza, ma anche per rendere dignitoso l'arrivo in Italia. Poi abbiamo altri 2 premi dei quali noi andiamo particolarmente contenti, perché uno si chiama Il Genio della Donna. Il Genio della Donna non è un articolo dato semplicemente a una collega, che sarebbe un po' riduttiva come idea, è un premio che viene dato a una storia, la storia che viene raccontata appunto nell'articolo o nel servizio televisivo, che soltanto una donna col suo genio, il suo quid, le sue caratteristiche di passione, di sentimento, di coinvolgimento e anche di forza e di coraggio, solo una donna avrebbe potuto fare. E quest'anno è andato a un collega di Famiglia Cristiana, Gerolamo Fazzini, che ha raccontato la storia della suora birmana. Forse qualcuno ricorderà, è stata un'immagine, una foto che ha colpito nei mesi scorsi l'immaginario, questa donna da sola che ha fermato i carri armati, si è inginocchiata e ha fermato l'esercito armato. Quindi un segno molto forte del coraggio e della forza femminile. E poi c'è un premio che è dedicato ai giovani, targa giovani, a chi ha meno di 30 anni. Per questo premio non è necessario essere iscritti all'ordine dei giornalisti, che è un requisito invece per partecipare a tutte le altre categorie, proprio perché noi vogliamo incoraggiare chi si avvicina a questa professione in una situazione proprio non facilissima per il mondo dell'editoria, però insomma il coraggio va aiutato, incentivato e noi vogliamo sostenerli. Quest'anno ha vinto una collega che ha scritto un pezzo molto bello sull'Espresso, Maria Laura Iazzetti, raccontando lo sfruttamento dei braccianti nel mezzogiorno. E poi c'è un ultimissimo premio che viene assegnato dalla giuria e che viene dato a un giornalista o un protagonista del mondo della comunicazione che si impegna in prima persona nel sociale. E quest'anno va a una collega di Verona, Maria Teresa Ferrari, che ha avviato una serie di iniziative, l'ultima è quella di un portale internet, a sostegno della prevenzione oncologica e di sostegno anche alle donne che hanno avuto delle malattie oncologiche o che sono in terapia ed è un segnale di sostegno, di aiuto, di collaborazione, di speranza, perché questa è una malattia che va affrontata e dalla quale si può uscire. Lei stessa ne è una testimone in prima persona. E quindi diciamo questo raggio di speranza è una cosa che noi abbiamo voluto valorizzare e sostenere. Assolutamente giusto, sono tutte storie molto molto interessanti quelle che ci hai raccontato, Stefano, e che sicuramente hanno meritato di vincere il premio per la loro categoria. Ovviamente lanciamo anche l'appuntamento di sabato 11 a Palazzo Barbieri, perché ci sarà appunto la consegna, ci sarà la premiazione ufficiale di tutti i vincitori, quindi un momento veramente, immagino, di festa, giusto, visto che siamo vicini al Natale, sarà un momento per ritrovarsi e festeggiare tutti insieme. Alle ore 11 a Palazzo Barbieri. Io, Stefano, ti ringrazio per essere stato mio ospite oggi, è stato un piacere. Grazie a voi, a presto. A presto. Benissimo, adesso spazio alla nostra musica e noi torniamo tra pochi minuti.